vadi, na sparugati. Move your body, move your body. Move your body. La primavera se arriva e il prassega colora, tutti andemmo in cerca della più bella sparuga. Se mi son date qua, ti va di là, tanto oramai c'è quasi tutto ingrumato. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io diser tutto quel che ne lascia. Finalmente sono andato col bastone mega aiutato, ma la deraca in del bosco la mega bloccata. Ieri 4 sparusine, qualche bruscio qua e là, un madrasso che fisciava e mi son scampato. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io diser tutto quel che ne lascia. Un bel mazzetto con grumà, verso casa sono andato e mi fermo un tipo e mi domanda lo sopra. Che domando costi vol, lui mi dice a bioi, sempre più amara se sta mia sparuga. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io diser tutto quel che ne lascia. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io diser tutto quel che ne lascia. Quando canto queste canzoni qua, mi viene in mente i nostri vecchi, coi veniva so de sicola, de osterie, de Papa e de Ghezzan, vero? Che passava a braccetto so per Siana, e oggi cantiamo noi queste, femo insomma a scuola al circolo italiano qua a Polano, vero? E così via. Per ben
Come ho soprannominato questo viaggio? Earth, Wind, Fire. Negli episodi precedenti abbiamo visto il vento di Trieste e il fuoco della guerra. Rimane la terra. Bene, appena la strada si allontana dalla costa, incontriamo anche questo elemento. Ma lo spettacolo non è dei più belli. Il panorama infatti è dominato dalla centrale a carbone di Plomin, caratteristica per il suo camino, che con i suoi 340 metri è il quinto più alto d'Europa. Attualmente la centrale brucia carbone proveniente dalla Colombia, ma in passato era utilizzata materia prima istriana. L'Istria infatti possiede diverse miniere di carbone e bauxite che sono state fortemente sfruttate nell'arco del Novecento. Sei interessato alle miniere? Guarda le puntate del mio primo viaggio nelle miniere del Belgio! Tornando alle miniere istriane, andiamo al simbolo di questo sfruttamento, Albona. La città di Albona, in croato Labin, è un grazioso paese posto in cima ad una collina ed è considerata la perla dell'Istria orientale. Albona si può considerare una sorta di Bergamo dell'Istria. Come vi è una Bergamo alta e una Bergamo bassa, ai piedi della collina di Albona è sorta una seconda città, Piedalbona. Cosa c'entra dunque Albona con le miniere? Il tutto nacque sotto Tito, ma in questo caso parliamo dell'imperatore romano, che nel I secolo d.C. avviò l'attività estrattiva di carbone nell'area di Albona. L'estrazione fu sempre un motore dell'economia della zona, ma durante gli anni 20 e 30 del Novecento lo sfruttamento del sottosuolo si fece talmente ingente che il fascismo dovette fare interventi per supportare la produzione. Fu quindi costruita una torre di estrazione e fu progettata una vera e propria città per i minatori, cioè Piedalbona. Questa città, chiamata inizialmente Pozzo Littorio d'Arsia, fu inaugurata il 28 ottobre 1942, nel ventennale della Marcia su Roma, e fu l'ultima città inaugurata dal fascismo. Il nome non faceva riferimento però alla vicina Albona, ma ad Arsia. Questo perché la città di Arsia, a solo 5 km da Albona, era stata la prima città mineraria costruita dal fascismo nel 1939. Arsia fu anche il tragico scenario del più grave incidente minerario per morti italiane, superiore anche alla famosa Marcinelle. Il 28 febbraio 1940 morirono 200 minatori italiani, ma la stampa fascista non diffuse la notizia. Tornando a Piedalbona, con il dopoguerra le uniche variazioni che la città subì furono il cambio del nome, in quello attuale, e la posizione dei simboli di Tito e del comunismo in cima alla torre mineraria. Per il resto la produzione proseguì fino agli anni 90, quando si iniziarono a vedere gli effetti di questa attività estrattiva. Albona stava letteralmente sprofondando, in quanto la miniera stava scavando dentro la collina e stava togliendo la terra ai suoi piedi. Oggi Albona si è rilanciata grazie al turismo, mentre le miniere di Piedalbona sono diventate un museo sotterraneo. A pochi chilometri da Albona si trova la foiba di Vines. La foiba fu teatro delle prime uccisioni di italiani da parte di Tito nel 1943, nel periodo successivo all'8 settembre. Come abbiamo visto nel secondo episodio, a seguito dell'armistizio, i partigiani titini presero il controllo dell'Istria e trucidarono parte della popolazione italiana. Il 13 settembre, a Pisino, il Comitato di Liberazione della Jugoslavia dichiarò l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia. L'annessione e le uccisioni durarono per qualche settimana, fino alla conquista dell'area da parte dei nazisti, i quali portarono ulteriori massacri. Lasciata Albona, ci dirigiamo proprio a Pisino, che dal 1991 è il capoluogo della regione dell'Istria. La città oggettivamente non è un granché,
a partire dalla piazza abbastanza anonima dedicata ai martiri della causa croata. Il vero fulcro è leggermente fuori dal centro ed è il castello che si affaccia sulla foiba di Pisino. Il termine foiba, come denominazione degli inghiottitoi carsici, nasce proprio da qui, in quanto foiba è il nome del fiume che si inabissa nelle caverne carsiche di Pisino. La celebrità di questa foiba non si deve fortunatamente alle tragiche uccisioni di Tito, in quanto a Pisino le uccisioni avvennero in un altro punto, ma al fatto che fu l'ambientazione del romanzo Mattias Sandorf di Jules Verne. Il protagonista infatti sfugge dal castello gettandosi nel fiume per scappare dalle guardie. Si narra che anche per Viaggio al centro della Terra lo scrittore si sia ispirato a questo inghiottitoio. Per questo motivo ogni anno a Pisino si tiene una manifestazione dedicata a Verne. Ma la cultura a Pisino non si limita a Verne. L'altro fulcro è il convento dei Francescani. Questo convento, infatti, si spese fortemente per l'alfabetizzazione dell'Istria centrale, grazie all'uso del glagolitico. Ma cos'è il glagolitico? Il glagolitico è il più antico alfabeto slavo conosciuto. Fu fondato dai santi Cirillo e Metodio nel IX secolo in Bulgaria e fu successivamente portato in Croazia. Papa Innocenzo IV legittimò l'uso dell'alfabeto per la Chiesa croata. Da un misto di greco e glagolitico nacque poi il più famoso alfabeto cirillico. Oggi una strada di 7 km da Rozzo a Colmo è stata dedicata a questo alfabeto, con 7 sculture moderne lungo il percorso. Abbiamo provato a percorrerla e a vedere le sculture nonostante il buio, e queste sono quelle 3 che siamo riusciti a vedere. Quando poi abbiamo scambiato questo quadro elettrico per un monumento, abbiamo desistito dal cercare le altre. Arriviamo quindi a Colmo, in croato, che sebbene sia considerata con i suoi 30 abitanti la città più piccola al mondo, è una piccola perla con iscrizioni in glagolitico all'entrata. Ormai è notte ed è il momento di andare a riposare. Sì, perché bisogna essere pronti, perché domani l'Istria ha promesso di mostrarci altre bellezze.
Kad sem pregledal en avto in otrok je ležal na zadnjem sedežu. In jaz sem malo pogledal noter in sem videl po tleh ene par zrn tiste surove kave, ne pražene. In sem vprašal onega šoferja, kaj pa tista kava dol po tleh? A tisti otrok sa sedeža pravi, kaj to ni nič, da vidiš koliko je v sedežu. Venivo qua a vedere, vedevo queste locomotive che avevano la stella rossa, le scritte in cirillico, qualche volta anche la faccia a martello, e questo mi dava l'idea di un mondo completamente diverso dal nostro. Vedere come viveva la gente, vedere come si viveva nel mondo comunista. Questa era la grande attrazione per me. Quando nel 1947 si faceva il confine, si divideva praticamente questo territorio che era da secoli praticamente unito e la gente viveva insieme, no? Qua. Nei primi anni, da 1947 fino a 1955, la frontiera la potevano oltrepassare solo la gente che aveva, per esempio, i campi in Jugoslavia, se erano italiani o se erano jugoslavi in Italia, no? E questa prima gente sono stati anche i primi contrabbandieri. Da Italia in Jugoslavia portavano proprio le cose che erano necessarie, ma veramente necessarie, no? Diciamo caffè, pepe, riso. C'era gente qua, amici di famiglia, avevano bisogno di tutto, anche le sigarette, le medicine, perché non avevano niente, non c'era un negozio qua in tutta la zona. Negli anni 70 e così via diventava proprio uno sport nazionale, no? Questo contrabbando, no? Che praticamente si contrabbandava tutto. No? Najbolj lepe stvari smo dobili iz Italije, kakšno obleko, kakšen plašč, igrače. Spomnim se, botrca je za veliko noč prinesla ta čokoladna jajca. Od vedno se ukvarjam s knjigami, torej da jih berem, sem pa tudi poučevala in jih tudi prenašala skrivaj v Jugoslavijo. Kaj sem prenašala? Prepovedano literaturo, torej v glavnem literaturo iz Argentine, torej iz teh Slovencev, ki so živeli v Argentini, ta politična imigracija iz Argentine, pa tudi iz Severne Amerike, iz Kanade. C'erano prodotti dell'India, dell'Egitto e comunque prodotti dell'est europeo. Per esempio i dischi di musica classica, venivo a prenderli qua, dischi della Germania orientale e dell'Ungheria, costavano pochissimo. C'è stato un periodo, soprattutto negli anni 70, che la città, soprattutto nei fine settimana, era invasa dagli sloveni. Era la ricchezza di Gorizia. Contadino contrabbandava solo per sopravvivere. Allora portavano quello che non c'era. Quella volta Italia non poteva fare la grappa, la maggior parte era la grappa, litri e litri. Questo tema del contrabbando è nella memoria comune, quindi sicuramente questa mostra ha contribuito a questo che si parla di più. Questo certamente, però è una cosa che era già molto presente. No? Noi al museo volevamo proprio far vedere che questa memoria non è solo una, sono tante memorie. Danes, ko poslušamo, se ljudje imajo dosti povedati, se dosti posmejejo, kaj so se prepeljali čez. Sam sem pa videl zelo tudi take stvari hude, ko so ljudje jokali, prosili na kolenih, da bi jih spustili, jim ne vzeli dokumentov in podobno. Ne? Mlada sem bila in ko sem prišla na blok, zmerno sem rekla, kaj imate, hlačke, modrce ali kaj takega. Pa smo se smejali in smo rekli, dede, kar beži naprej, vse v redu. Meni se zdi, da ni bilo stvari, da se ni švercalo. In mislim, da carinari v selih niso bili toliko, da so pustili. Jaz si mislim, da je bilo tako. No.